Buongiorno a tutti, siamo a Ormelle, frazione Tempio, nella zona dell'Amazon. Qui è l'entrata alle mie spalle, potete vedere, si intravede alla fine di questo viale di cipressi tutta la zona della chiesa, che è stata ampliata all'inizio del XX secolo. Ma perché ci siamo fermati qua? Perché qui, esattamente dove c'era la porta, adesso è tutto scomparso, perché questa chiesa era un insediamento fortificato fin dal Medioevo per la presenza templare, e in questa zona c'era la porta di entrata come ben rappresentata in tutte le mappe catastali fino al pieno Settecento. Ma andiamo più vicino e scopriamo la storia di questo luogo. Eccoci, siamo davanti alla piazza. Vedete, abbiamo anche un cimitero perché è ancora attivo alla sinistra della chiesa, ci sono anche delle cappelle private, perché comunque la vita continua nonostante il passare dei secoli, e gli insediamenti hanno una loro storia pluristratificata attraverso tutte le epoche, e questo è importante, che questi siti continuino a vivere e siano frequentati. È cambiato tutto rispetto al Settecento, quando si hanno dalle mappe le dimensioni di questo insediamento fortificato della media pianura. Diciamo che la zona, come tutta questa qui, è sempre stata abitata in età romana, grazie alle bonifiche della centuriazione, e si trova anche all'interno, lungo il passaggio dell'itinerario Antonini, questo itinerario che attraversa tutto il nord-est dell'Italia, quello in specifico di questa zona, e quindi si capisce anche come fosse frequentato. Sono stati fatti numerosi ritrovamenti archeologici in tutta l'area, sempre di età romana, e testimonianza ne è anche una lapide sepolcrale che è conservata nella sacrestia, che è di I secolo d.C. Cosa succede? Succede quindi che quest'area, tra i due fiumi, ci sono qui vicino c'è l'Ia, c'è la Pievesella, insomma sono dei passaggi di importanti diciamo torrenti di risorgiva locali, che vengono spostati anche il loro corso e adattati anche per creare un fossato che serva a difendere ulteriormente questa struttura militare e religiosa della media pianura. Perché si insediarono qui? Perché in realtà questa zona, rispetto alla campagna, è leggermente rialzata. Perché? Perché c'è un deposito ghiaioso, una sorta di rialzo, che è stato dato da cosa? Dalla presenza da una parte e da quell'altra di due paleoalvei del Piave, perché passava di qua, che spostandosi o di qua o di là hanno accumulato lungo sul loro lato cosa? Depositi di ghiaia. Questo si parla decine di migliaia di anni fa. L'uomo ritrova questa zona rialzata e quindi asciutta, e di conseguenza decide di insediarsi. Quindi immaginiamo che età pre-medievale, quindi già in età romana, questa zona sia stata diciamo occupata, forse per una villa rustica. Perché? Perché si trovava rialzata. Dicevamo, tra la Piavesella e l'Ia siamo in una zona di forti risorgive, e qui dietro di noi questa fontanella, che dopo un po' che corre restituisce della fresca acqua, ha una caratteristica che noi la riconosciamo perfettamente dal colore che rilascia quest'acqua. È un'acqua di risorgiva che colora, date le forti presenze ferrose, completamente la pietra, e lo si riconosce anche sia dall'odore sia dal sapore. Stiamo inquadrando al tramonto, questo bel cielo azzurro, la facciata della chiesa, che ha avuto una serie di fasi edilizie diverse. Ma torniamo un attimo indietro. Dicevamo, la chiesa, l'area è su un rialzo del terreno, dato dai due paleoalvei che li correvano a fianco del Piave di età antica, ed è anche la zona dell'insediamento, perché qui vicino, immediatamente a nord-est del cimitero, c'è via Borgo, perché c'era il borgo originario dove c'era anche lo stanziamento dell'abitato, quindi che nasce questo abitato, quindi c'è la presenza storica di questo abitato qui,
su questo rialzo. Abbiamo detto che è presente nell'itinerario Antonini, che è questo itinerario che va da Oderzo fino a Trento e passa di qua, quindi immaginiamo che in questa zona rialzata ci fosse una mansio, questa villa rustica, con attorno chiaramente anche tutto un insediamento di lavoratori per poter far funzionare questa azienda agricola del passato. Solo che c'è il sospetto che invece di una villa agricola e basta, potesse essere appunto una mansio, ovvero una stazione di sosta per scambiare i cavalli, rifocillarsi, dormire e ripartire, una sorta di autogrill dell'antichità. C'erano le mansio, le statio, queste tipologie qui, però ripeto, siamo nel campo delle ipotesi perché non esistono prove a tutti gli effetti di questa presenza sia della mansio sia della villa rustica. Siamo all'interno del porticato che circonda i lati nord e ovest della chiesa. Anche questo fa pensare a un punto di sosta per viaggiatori, un punto di ricovero per la notte. Vediamo circondata da questo piccolo recinto delimitato da queste colonne in mattoni con capitello in pietra dura e sopraelevazione in arcate a tutto sesto. Le pareti sono abbellite da affreschi, purtroppo fortemente degradati, ma la storia di questa chiesa è abbastanza lunga, perché infatti abbiamo la prima volta che viene citata nell'XI secolo, quando diventa prima sede dei Cavalieri del Tempio, i Templari del sovrano, e poi di conseguenza di quello del sovrano ordine militare di Malta, i Giovanniti, quando scompariranno i Templari. E come dicevamo, è un luogo importantissimo per la presenza stessa sul territorio. Per esempio nel 1178 è attestata la presenza della chiesa in una prima forma. Chiaramente sono passati ormai quasi 1000 anni da allora, sono succedute una serie di eventi che hanno portato alla trasformazione della chiesa, specialmente in età recente. Ma questa parte qui della chiesa che stiamo inquadrando adesso è la parte più vecchia. A partire dal 1923 e poi anche tra il 1953 e il 1960 verranno fatti i lavori esternamente dalla parte dell'abside, prolungando questa chiesa e alterando in maniera definitiva le originali forme. Ci troviamo di fronte a una mappa che rappresenta lo stato di fatto al 1788. Come vedete le strutture sono completamente circondate da canali, dall'Ia, dalla Piavesella e da strutture murarie, e la porta è turrita e fortificata. Vedete addirittura negli spazi che adesso sono occupati dal campo sportivo, che sono occupati dalle coltivazioni, ci sono proprio degli orti, vedete c'è scritto tipo orto del pavone e così via, sono orticello. Il cimitero invece mantiene sempre lo stesso punto alla destra della chiesa. Cosa interessante? È interessante la presenza del ponte sulla Piavesella che portava a un'ulteriore porta. Le entrate erano 2 agli edifici e specialmente vediamo come nell'insieme rappresenta a tutti gli effetti un borgo fortificato. Vediamo che addirittura alcune cose sono scomparse, come per esempio la casa del parroco che si trova davanti alla chiesa, completamente scomparsa davanti alla facciata. In compenso la caneva, che si trova dalla parte opposta alle arcate, invece qui davanti a noi è rimasta. Ed è interessante come sia lì, sia sull'Amazon che l'edificio immediatamente attaccato, siano stati fatti degli scavi archeologici che hanno portato a interessanti rinvenimenti, di cui adesso parleremo. L'Amazon, un edificio che è stato rifatto in seguito, come vedete adesso ha più una forma un po' più di palazzetto,
Ma in realtà le analisi archeologiche hanno identificato, al momento del restauro, hanno identificato la presenza di strutture murarie afferenti alla presenza di una torre che l'architetto Mingotto, che ha seguito gli scavi archeologici per la sovrintendenza, ha attestato al XII secolo. Ecco, questo qui è un dato interessantissimo, perché è la prova che di fianco alla chiesa ci fosse questo edificio fortificato. Immaginiamo una torre molto più alta, una struttura che permettesse di vedere lontano sulla pianura e tutto attorno una cortina muraria che difendesse l'area, come abbiamo visto nella piantina, nelle mappe appena inquadrate, ma come se ne trovano altre all'interno di tutti gli archivi di veneziani e trevisani che hanno conservato parecchi dati di questo tempo. Aggiungiamo che l'architetto Mingotto ha fatto una bella pubblicazione su questa, proprio sull'Amazon qualche anno fa, che consigliamo assolutamente perché è piena di disegni, di foto, di mappe e di dati interessantissimi emersi sia dallo scavo archeologico sia dallo studio delle fonti. Siamo sul ponte sulla Lia che porta verso sud, verso Oderzo. Qui c'è una porta monumentale detta introito, come si può vedere nelle mappe fin dal XVII secolo, e col sottofondo dei nuovi agricoli. Noi vi salutiamo da Tempio di Ermelle, alla prossima documentario di Icon. Ciao!